Sono positivo nei confronti dell'annata 25, abbiamo avuto una produzione di ottima qualità, abbiamo avuto anche una buonissima quantità, i produttori sono pronti a fare il loro lavoro per il posizionamento del Conegliano Valdobbiadene sul mercato. Abbiamo anche resettato un po' i prezzi, per cui saremo e potremo essere un po' più aggressivi, e da un altro lato siamo sempre più convinti che il legame fra il vitigno e il territorio sia importante. Qual è il lavoro principale che dobbiamo fare? Il lavoro principale che dobbiamo fare è legare sempre di più il Prosecco a Conegliano e Valdobbiadene quale elemento distintivo, unicizzante, che giustifica il fatto che questo vino è nato in quelle colline. Sì, un impegno importante fra i vari e tanti che il Consorzio porterà avanti è quello relativo al portare sotto l'attenzione di tutti le rive, cioè quei vigneti eroici, quelli che tutti amano fotografare e nessuno vorrebbe lavorare. Quei vigneti lì hanno bisogno di un aiuto. Hanno bisogno di un aiuto e un sostegno da parte delle istituzioni, da parte anche di tutto il settore economico del mondo prosecco. Perché? Perché è difficile da lavorare, hanno problemi legati ai cambiamenti climatici, soprattutto per quanto riguarda queste piogge intense tropicali che ormai ci sono. Vi faccio presente una cosa, una piccola frana interna a un vigneto, oltre che a mettere in moto un sistema burocratico enorme per essere sistemata, ha un costo tale per cui quel viticoltore non avrà utili per almeno 2 o 3 anni. Noi dobbiamo trovare il modo di semplificare queste pratiche e di aiutare questi vigneti che di fatto sono l'emblema di tutto il mondo prosecco, e queste sono a Conegliano e Valdobbiadene.